Allora, aumento dei servizi, Presidente, prego. Allora, per riallacciarmi al discorso dei servizi, abbiamo in commissione prezzi, vedevo e guardavo oltre alla cioccolata, mi sono reso conto che, è da anni ormai che lo dico, lo denuncio perché poi dopo più di denunciare non possiamo fare, abbiamo fatto anche, stiamo cercando di creare un tavolo, no, di trattativa sia sul territorio, parlo di Padova ma anche esteso per altri territori limitrofi, no? Un tavolo permanente per poter vedere un attimino come sta andando il mercato dell'acqua e di tutti i servizi legati al deposito, fognature, eccetera, perché hanno degli aumenti piccoli ogni mese, ma imperterritamente da 3 anni sempre aumenti. Non è possibile. E quindi sono arrivati a delle cifre abbastanza... Sono arrivati a delle cifre, no, che stanno incominciando a far preoccupare la gente. Io ho fatto una battuta con te, la rifaccio, forse qualcuno poi dopo dice sono politicamente scorretto, ma fra poco io mi sono tagliati i capelli intanto per evitare di farmi troppo ormai, ma mi dovrei fare lo shampoo col prosecco fra poco, non con l'acqua, perché se continuiamo così, no, non so la gente come farà a gestire anche le risorse idriche. E io dico sempre che una sana educazione anche ai ragazzi nelle scuole sul comportamento corretto da tenere nella gestione dell'acqua da parte anche delle famiglie, perché c'è uno spreco di acqua che è veramente intollerante. Oltretutto i nostri acquedotti perdono dal 17 al 30% di acqua per strada, e io non capisco perché mi fanno pagare, no, i soldi di deposito, fognatura eccetera, e poi non cercano di risistemare tutto il sistema idrico. Perfetto, assolutamente. L'altra cosa è i trasporti. Benissimo, allora un secondo, chiamano 20 volte al giorno, ma quando hai bisogno di parlare con un operatore, una voce digitale ti dice digita 2, poi digita 4, poi scrivi il tuo nome, cognome, poi dopo 10 minuti cade la linea. Ma vi sembra normale tutto questo? Ok, segnalazioni impossibili. Trasporti, perché abbiamo pochissimi minuti. Allora, all'ascoltatore dico che questa tecnica l'abbiamo già segnalata all'Agicom, perché vengano multati quegli operatori che fanno questo tipo di call center, che è un call center che si chiama di, come si dice, abbassamento della lite, cioè servono solo a sedare gli animi, a sedare l'animo di chi telefona per poter. Quanto invece riguarda l'ultimo minuto, per quanto riguarda i trasporti, allora, mesi fa, 6 mesi fa, 8 mesi fa, quando iniziarono i lavori del tram, io mi ricordo e disse: cittadini, abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi, e lo vedete su tutti i cartelli. Stiamo parlando della città di Padova. Stiamo parlando di Padova. Bene, allora vai in commissione prezzi e vedi che aumentati a gennaio, l'ha detto anche Ducci, è stato il primo aumento, e adesso parlano dei parcheggi dove aumentano, diminuiscono, ma aumentano vicino al centro, diminuiscono di qua. Siamo in un disagio, cioè veniamoci incontro, dico all'amministrazione, perché i cittadini che ci telefonano arrabbiatissimi, guarda, sì, non ti rendi conto di cosa mi dicono. Ho parcheggiato là, c'è la multa perché così, perché colà. Ieri in città che ha piovuto, Gesù misericordia, io ho preso la macchina, sono tornato subito a casa, ho fatto 2 chilometri, sono tornato a casa perché giravi a destra, coda, ma perché in concomitanza c'è stato anche il problema dello stadio di Padova, che c'era una partita per cui la città è andata in blocco, la tangenziale era bloccata, per cui non è che siamo una città come Milano che ha la metropolitana che ti porta allo stadio, i mezzi pubblici, vai con la macchina, è disastro. Parlo proprio di cercare di venirsi incontro con i parcheggi, se c'è un magari evento, abbassando anche un attimino, no? Per abbassare anche l'acrimonia da parte del cittadino, che ogni giorno prende la macchina per fare 3 km, capito, se mangia 50 euro di benzina e perché come diceva anche lei prima, non ci sono mezzi pubblici sufficienti per coprire tutto il territorio con una frequenza che sia sufficiente alle esigenze. Sì, ma anche per dare uno sfogo a tutti coloro che sono fissati con le macchine, perché se io so che in ogni caso perderò ore, mezze ore per arrivare da un punto X a un punto Y della città di Padova, ma so che ci sono i mezzi pubblici eccetera, e
il prezzo del biglietto, scusate me lo dico in diretta, non deve aumentare sempre ogni anno. Questa è anche l'associazione dei commercianti ce l'ha segnalato. Noi stessi e anche ai cittadini. Per cui io capisco l'amministrazione che abbia il problema anche della gestione di tutto quello che sta succedendo, però come ci ha detto il nostro bravo sindaco, e dice abbiate pazienza. Sì, uno può avere anche pazienza, se però poi dopo te mi dici che di qua non si può passare, di là non si può passare, di là non si può passare, e poi dopo mi dici che aumentano anche i parcheggi. Io l'ho sentito stamattina perché sembrava che volessero aumentare anche i parcheggi. Mi pare che sia una cosa un pochettino da ridiscutere e risibile per tutti, cittadini, consumatori, ma anche per l'amministrazione, c'è anche il discorso poi che lavora su questo. Di tante persone che hanno un negozio in centro che non vedono più clienti. Tutto studiato per fregare Pollame, Popolame, ma io non ho la visita così pilotando le vite delle persone con veri obblighi al cambiamento per una società governabile altamente tecno-illogica. Allora io capisco anche il linguaggio del nostro colto telespettatore, che giustamente fa ironia anche sulla linguistica, quindi il popollame lo capirei anche, la tecnologico illogico, bah. Io vorrei dire che la tecnologia ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma noi dobbiamo anche cercare di capire che abbiamo una testa, un cervello nostro ancora, finché l'intelligenza artificiale non ci mettono l'elettrodo che ci vuole mettere, come si chiama, quello della Tesla, l'uomo più ricco del mondo. Ma finché ragioniamo, siamo noi che la tecnologia ne dobbiamo cercare di trarne il massimo del vantaggio, cercando di diminuire al massimo anche gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali sono questi qua. L'intelligenza artificiale. Posso fare una battuta, caro telespettatore? Mi sa che stiamo arrivando dall'intelligenza di quelli là, millennial come me del 1900 ancora, che ragionava ancora con questa materia grigia, a quelli invece che l'intelligenza artificiale si associa al fatto che il loro cervello non lo accendono mai, cioè i neuroni sono sempre spenti, per cui c'è il computer che ragiona per loro, si svegliano la mattina, cliccano per vedere, fanno le lezioni portandosi il cellulare in classe e fanno tutto quello che c'è. Ecco, io direi che anche questo, accendere i neuroni la mattina, quei 2 o 3 che ci sono rimasti, no, accenderli per metterli in contatto e cercare di dare una risposta a questa tecnologia illogica. Ecco. Battuta, però insomma ci sta, perché l'ha fatta lo spettatore, io mi permetto di rilanciare anche. E questo servirebbe anche per quando dicevamo della lettera che non abbiamo letto, bisogna stare un po' attenti a tutto. La spesa, il carrellino della spesa, quindi avere sempre quei buoni, sani principi. Andiamo a fare la spesa, facciamoci una lista, andiamo dopo mangiato, facciamo... Cretinate? Io le dico da anni, però sempre... E poi, come fanno tanti telespettatori, girare da un luogo all'altro dove si trovano anche delle offerte che possono essere convenienti, perché il budget familiare alla fine è risultatissimo. Ma non c'è tempo adesso, vedi che infatti, domani ai grandi supermercati ti vedi girare con in mano il telefono. No, ma adesso non abbiamo tempo neanche noi, Sergio Taurini. Mi arrabbio, con in mano il telefonino e fai la spesa. Ma se stai facendo la spesa, come fai a parlare col telefonino? Esatto, no? guarda che ti distrae quella cosa là. Poi dopo ti prendi le patatine, ti prendi quello perché non sei concentrato. Le gratificazioni. Allora, grazie Presidente di essere stato qui con noi. Scusatemi, ma oggi proprio c'è una giornata così. Però comunque è importante fare anche dovute osservazioni, le dimostranze, perché dopo io dico sempre, quando vi mettete come associazione di consumatori riuscite a fare massa critica, a far riflettere anche questo è molto importante, perché nulla è perduto, basta che i cittadini vi diano anche questa possibilità di farlo, e quindi rivolgendovi direttamente alla voi. Rivolgetevi a noi, se avete bisogno siamo qua. Grazie ancora, buon lavoro a voi cari telespettatori, grazie di aver partecipato, restate con noi canale 19, a domani, presto.